Nuovi avvicendamenti pastorali nelle parrocchie dell'Agrigentino, a nominarli oggi è stato il Vescovo Alessandro. L'onorevole Iacono interviene sulla legge che prevede i medici abortisti negli ospedali siciliani, impugnata dal governo nazionale. Donati beni per circa 9.000 euro al reparto utile dell'ospedale di Agrigento da un cinquantenne di Naro per il trattamento ricevuto dai medici per la propria figlia neonata. Si rifiutano di non rispondere 5 dei 9 indagati per la maxi rissa avvenuta a Portopalo di Menfi contro un cameriere egiziano. Tutto esaurito ieri sera alla prima della stagione della musica d'autore in occasione del tributo a Lucio Dalla. Tutto pronto a Bivona per la Sagra della Pesca GP che si terrà il prossimo 9 e 10 agosto. Assegnati i premi della Mimosa d'Oro 2025, dal prossimo 6 settembre riconoscimento per la vicepresidente del FAI Ilaria Borletti Buitoni. Dopo 9 anni di assenza ritorna a Favara il Fabari Arrelli, riparte l'Agragas, intervista al neoallenatore Sebi Catania, le novità per il campionato di eccellenza. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 6 agosto, mercoledì. Nominati oggi, giorno del mistero della trasfigurazione del Signore dal Vescovo Alessandro, i nuovi avvicendamenti pastorali nelle parrocchie della provincia che entreranno in vigore dal prossimo mese di settembre. In questo giorno in cui la Chiesa contempla il mistero della trasfigurazione del Signore, il Vescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine, che sono rese pubbliche e che entreranno in vigore dal prossimo mese di settembre. Don Marco Caruso, parroco della parrocchia Maria Santissima del Carmine di Porto Empedocle, Don Salvatore Casà Senior, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Agrigento, Don Salvatore Casà Junior, mantenendo il servizio di viceparroco delle parrocchie Sant'Antonio di Padova, Beata Maria Vergine del Transito, Beata Maria Vergine del Carmelo di Favara, cappellano della casa circondaleale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, Don Antonio Cilia, parroco delle parrocchie San Domenico e San Diego di Canicattì, Don Calogero Lobello, parroco delle parrocchie Santa Maria Maddalena, San Francesco di Paola di Sciacca, Don Maurizio Mangione, parroco della parrocchia Beata Maria Vergine dell'Itia di Favara, Don Luigi Mazzocchio, viceparroco della parrocchia San Pio X di Agrigento, Don Michele Termine, parroco delle parrocchie Santissimo Rosario e Sant'Antonio Abate di Santa Margherita di Belice. Inoltre, mantenendo il mistero di parroco, l'arcivescovo ha nominato Don Pino Agozzino, consulente ecclesiastico provinciale del CIF, Centro Italiano Femminile, Don Andrea Militello, consulente ecclesiastico diocesano della Federazione Italiana Scuole Materne Provinciali di Agrigento, a Don Giuseppe Marciante e a Don Nicolò Salemi il ringraziamento della diocesi per quanto operato e per il servizio che continueranno a offrire nelle rispettive comunità di Sciacca e di Porto Empedocle. L'arcivescovo Damiano invita altresì la Chiesa agrigentina ad accompagnare questi passaggi con la preghiera perché siano vissuti con fruttuosa apertura all'azione dello Spirito Santo e ringrazia i presbiteri e le comunità coinvolte per la loro disponibilità. Lo Stato impugna la legge siciliana che garantisce medici non obiettori negli ospedali pubblici. L'onorevole Iacono del Partito Democratico afferma: sulla libertà e sul corpo delle donne non si fa propaganda. La decisione del governo Meloni di impugnare la legge siciliana a prima firma dell'onorevole Dario Safina, deputato regionale del PD in Sicilia, garantisce la presenza dei medici non obiettori negli ospedali pubblici è un grave atto miope e profondamente ideologico. A intervenire oggi è la deputata nazionale del Partito Democratico Giovanna Iacono, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Schillaci e Roccella, di impugnare il provvedimento della Regione Siciliana che introduce l'obbligo di assunzione del personale medico non obiettore nelle strutture sanitarie pubbliche dell'isola.
Invece di affrontare un problema reale in Sicilia, in molte strutture oltre l'80% dei medici è obiettore e l'interruzione volontaria di gravidanza è di fatto impossibile. Il governo sceglie di difendere lo status quo, voltare nuovamente le spalle alle donne, prosegue la deputata del PD Giovanna Iacono. Quella approvata dall'Assemblea regionale siciliana su iniziativa dell'onorevole Dario Safina non è un'iniziativa parlamentare contro qualcuno, ma una legge finalizzata a garantire ciò che già la 194 prevede da oltre 40 anni, cioè libertà di scelta, tutela della salute, rispetto della dignità femminile. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di colpire una norma di civiltà per inseguire una linea politica che sacrifica i diritti sull'altare della mera propaganda, del consenso ideologico. Questo non è governare, è usare le donne come terreno di scontro politico. La Sicilia ha avuto il coraggio di guardare in faccia un'emergenza e provare a risolverla. Roma invece si gira dall'altra parte e blocca chi lavora per garantire i LEA, livelli essenziali di assistenza. Manifesto, conclude la parlamentare agrigentina Giovanna Iacono del PD, pieno sostegno all'iniziativa parlamentare di Dario Safina. I diritti non si toccano, la legge 194 si deve applicare e nessuna impugnativa ci farà arretrare di un passo. Un cinquantenne narese che ha avuto la figlia ricoverata al reparto Utine dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dona dei beni nel valore di circa 9.000 euro al reparto per la competenza medica, responsabilità e dedizione riscontrata con cui l'hanno curata il servizio. Un cinquantenne narese che ha avuto la figlia ricoverata al reparto Utine dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha protocollato un'istanza per donare dei beni all'unità operativa di neonatologia diretta dal primario Maria Grazia Mula. Nella lettera loro inviata ha ringraziato i medici agrigentini, affermando come in un tempo in cui la fragilità si è fatta presenza concreta, ho trovato in voi non solo la competenza medica, ma anche umanità, responsabilità e dedizione autentica. La vostra scelta di assumervi la piena responsabilità del bene del paziente, mettendo sempre la sua vita e dignità al primo posto, è stata per me una testimonianza vivente di ciò che la sanità dovrebbe essere, cioè un luogo in cui l'etica professionale guida ogni gesto, ogni decisione, ogni cura. Un gesto di generosità da parte del cinquantenne narese per ringraziare il personale medico e sanitario. I beni da lui donati sono un letto di rianimazione col materasso, una culla, un fasciatoio e delle cassettiere, con una spesa di poco più di 9.000 euro. Il narese vuole esprimere così profonda e sincera gratitudine all'unità di terapia intensiva neonatale di Agrigento per l'accoglienza, la cura e la professionalità con cui è stata assistita la figlia in un momento particolarmente dedicato della sua vita, un riconoscimento pubblico del valore e l'operato dei medici e infermieri del reparto. Spero, conclude la lettera, che possa essere d'esempio e monito a tutta la categoria, che il paziente sempre sia messo al centro con rispetto, competenze e umanità. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 5 dei 9 giovani indagati per la rissa con l'accoltellamento avvenuto la notte dello scorso 13 luglio a Portopalo di Menfi verso un cameriere egiziano. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 5 dei 9 giovani indagati per la rissa con accoltellamento avvenuta lo scorso 13 luglio nella notte a Portopalo di Menfi, comparsi davanti al GIP del Tribunale di Sciacca, Valentina del Rio, per l'interrogatorio di garanzia. Attualmente sono agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La zuffa avvenuta in un locale sulla spiaggia aveva portato al ferimento di un giovane cameriere di nazionalità egiziana, verosimilmente per uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza da parte di un amico della vittima. Il ragazzo egiziano aveva riportato ferite da taglio al gomito e alla mano destra, oltre a una lesione renale da accoltellamento. Inizialmente trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, era stato successivamente trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento, considerando le gravità delle ferite.
L'attività investigativa portata avanti dai carabinieri della compagnia di Sciacca, i racconti di alcuni testimoni e il riconoscimento fotografico fatto dalla vittima hanno portato all'arresto di 9 ragazzi tra i 18 e i 22 anni, 8 di Santa Margherita di Belice e 1 di Montevago, raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliata firmata dal GIP di Sciacca Antonino Cucinella dietro richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli indagati in realtà sono 11, per 2 si procede separatamente in quanto minorenni. Un'inaudita micidiale violenza atta a mettere a repentaglio l'incolumità, se non addirittura la vita della persona offesa, scrive il GIP nel provvedimento, anche se l'ipotesi di reato di tentato omicidio non è stata però configurata. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di rissa aggravata e porto illegale di armi da fuoco. Il giallo della morte di Simona Cinà a Palermo, il fratello, attendiamo l'autopsia. Confidiamo sul lavoro dei carabinieri e della procura. Gabriele Cinà, accompagnato da una cugina e da un ex fidanzato della sorella, ha incontrato i militari della compagnia di Bagheria che indagano sul caso. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Volevamo soltanto dire che l'incontro di oggi è stato utile e volevamo ringraziare i carabinieri e la procura per l'incontro di oggi e per quello che ci siamo detti. Speriamo di avere delle risposte all'autopsia che sarà presto e principalmente stiamo ad attendere questo. È stato utile sapere che il supporto della magistratura, della giustizia c'è dalla parte nostra e ci aiuta. Simona era una ragazza splendida, era per me una persona molto importante, mi dava tanta serenità sapere che fosse in vita e adesso un po' di serenità mi è stata tolta. Ci sentivamo molto spesso e parlavamo della pallavolo perché anch'io ho giocato a pallavolo, degli studi, perché mi raccontava sempre dei suoi studi, era una ragazza molto studiosa che amava tanto i libri come la sorella, quindi parlavamo di cose di cui parlano le zie e le nipoti. Io l'unica cosa che so è che Simona comunque era una ragazza molto solare, le piaceva divertirsi, una ragazza che ballava tanto, le piaceva, era una serata per divertirsi. Ora non so cosa sia successo, queste cose, però so solo che, come si vede nei video, era una ragazza che si divertiva, qualunque serata, ovunque fosse, anche in centro, era una persona solare, una persona molto socievole, punto e basta, non penso altro, solo che era una persona molto, molto socievole. 18 misure cautelari per spaccio di droga ed estorsione a Carini e a Capaci, colleghi di Trapani. I carabinieri della compagnia di Carini, con il supporto del comando provinciale di Palermo, hanno dato esecuzione a 18 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Palermo. L'operazione ha portato ad 8 arresti in carcere e 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, di cui 8 con obbligo di dimora, uno dei quali è attualmente reperibile. Fra i destinatari, 3 sono già detenuti per altri reati. Gli indagati sono accusati a vario titolo di spaccio continuato di sostanze stupefacenti in concorso, dei quali cocaina e marijuana, e di estorsione, anche a danno di consumatori e dei loro familiari. L'ordinanza rappresenta il risultato di una lunga ed articolata indagine condotta tra il 2023 ed il 2024 dalla sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo. L'inchiesta ha riguardato 3 pericolosi gruppi criminali attivi nello spaccio di droga nei territori di Carini, Capaci ed Isola delle Femmine. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno documentato un sistema ben organizzato di spaccio a domicilio, dove i clienti contattavano direttamente gli spacciatori tramite numeri telefonici dedicati. Grazie alle attività tecniche sono stati accertati anche numerosi episodi di estorsione, in alcuni casi solo tentati, nei confronti dei clienti in debito per acquisizione di stupefacenti. Durante l'operazione sono state inoltre denunciate 12 persone a piede libero per reati legati alla droga.
L'intervento ha coinvolto oltre 100 carabinieri, tra cui militari della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, delle aliquote di primo intervento del gruppo di Palermo, delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo di Palermo Villa Grazia. Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale e per vendetta avrebbe incendiato l'auto della ex compagna. Il presunto autore dell'incendio di una Fiat 500, avvenuto la scorsa notte a Licata, è stato arrestato. Si tratta di un 62enne licatese ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di un incendio. L'indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. A quanto pare l'uomo si sarebbe reso protagonista di stalking e ripetute minacce di morte nei confronti della donna, una poco più che cinquantenne, anche lei di Licata. A Palermo coppia di incendiari di cavi rubati sono stati arrestati per ricettazione e reati ambientali, i colleghi di Trapani. Continuano le operazioni mirate alla prevenzione degli incendi e alla tutela ambientale. Durante una di queste, nel Palermitano, i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, con il supporto del nucleo CITES e dei militari della compagnia di Carini, hanno arrestato 2 uomini di 28 e 35 anni, entrambi palermitani e già noti alle forze dell'ordine. I 2 sono stati sorpresi in flagranza di reato all'interno dell'area boschiva di Billemi, tra Palermo e Torretta, mentre tentavano di dare fuoco a circa 500 kg di cavi elettrici di provenienza illecita. L'obiettivo era quello di bruciare la guaina in plastica per estrarre il rame, materiale rivendibile sul mercato nero. Un'azione altamente pericolosa non solo per la sua illegalità, ma anche perché la combustione dei materiali plastici produce diossine e fumi tossici, estremamente dannosi per la salute pubblica e per l'ambiente. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un disastro ecologico, riuscendo a bloccare 2 prima che l'incendio si propagasse. Alla vista dei militari, i 2 hanno dapprima tentato la fuga a bordo di un'auto, ma inseguiti si sono fermati a pochi chilometri di distanza e hanno proseguito la fuga a piedi. Anche questo tentativo si è rivelato inutile, sono stati infatti rapidamente raggiunti e arrestati. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme impedendo che il rogo si estendesse al bosco circostante. L'operazione ha portato al sequestro del veicolo, degli attrezzi usati per l'attività illecita e dei cavi di rame per un valore stimato di circa 2.000 euro. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Palermo, che ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo, divieto di uscita da casa dalle 19 alle 7 e l'obbligo di firma presso le forze dell'ordine. Tutto esaurito ieri sera al Teatro dell'Efebo per la prima della rassegna del teatro d'autore e musica, con il concerto dedicato a Lucio Dalla, L'anno che verrà, eseguito dal coro lirico siciliano e dal cantante Davide Carone. Continuano gli appuntamenti dell'Efebo. Oggi, dopo la sessione del teatro, si passa alla musica, al canto, alla musica, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana che darà un tributo a Lucio Dalla. Sì, siamo contenti e soddisfatti della prima fase perché abbiamo avuto sold out tutte le sere e gli spettacoli sono veramente piaciuti, quindi è un fattore importante per la città, un fattore importante per la provincia e anche importante per noi perché vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo e abbiamo soddisfatto quelle che sono le esigenze della città e della provincia. Anche oggi sold out, stiamo vedendo. Sì, anche oggi sold out al tributo di Lucio Dalla. In base a quello che mi dice il dirigente Achille Contino e il suo staff, che io ringrazio per l'impegno che mettono, perché anche questo è grazie anche a loro per l'impegno e la dedizione che mettono tutti i giorni, e quindi siamo sicuri e convinti che anche la seconda fase del teatro andrà bene e quindi vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo dato veramente un contributo a quello che è Agrigento, capitale italiana della cultura. Vicino di casa di Franco Battiato, che invece è un altro mostro sacro della musica d'autore e non solo, però della vostra terra direttamente,
nativo e spero di poter rendere onore a un repertorio che è meraviglioso, però è anche molto molto difficile. Impegnativo. Molto impegnativo, sì, infatti mi dovrò impegnare stasera. Il pezzo forte della serata? Il pezzo forte spero che sia La Sera dei Miracoli, perché è una canzone che mi ha portato tanta fortuna quest'anno, perché è stata tra le canzoni che mi ha permesso di fare un percorso a Ora o Mai Più che poi è risultato vincente, quindi spero che lo sia anche stasera. Poi con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Sì, poi c'è il coro lirico che insomma rende tutto più colto, già le canzoni di Lucio sono colte, il coro lirico lo rende ancora di più, spero di essere all'altezza, ecco, della situazione. Come le sembra la location? Beh, è meravigliosa, è suggestiva. In Sicilia con il coro lirico faccio sempre dei concerti in dei posti che tolgono il fiato e quasi ti distraggono da quello che devi fare perché sono talmente belli. Sì, il tributo a Lucio Laggia, abbiamo il sold out, siamo molto soddisfatti, il coro lirico siciliano ci porta sempre grande successo perché la musica comunque riempie sempre il teatro, ma il teatro è sempre teatro e noi puntiamo sempre sul teatro classico e anche sulla settimana pirandelliana che presto sarà presentata. Sarà una riedizione dopo circa 17 anni di assenza della manifestazione. Esattamente, questa sera ritorniamo con grande gioia, un grande onore in questo veramente teatro a cielo aperto, incastonato nella meraviglia dell'oro agrigentino, quest'oro dei templi che riluccica con la musica di Dalla. Il nostro tributo a Dalla è una vera e propria opera di contaminazione, quindi non tanto una cover, perché proprio emergerà il Dalla sinfonico, il Dalla cameristico, il Dalla intimo. E questa commistione tra un genere classico, lirico, che ovviamente è richiamato al dagli archi, vi dicendo, era già presente nella tessitura musicale di Dalla, viene esaltato questo spirito, diciamo, melodrammatico di Lucio Dalla, un viaggio sonoro con i suoi capolavori, poi grazie anche alla partecipazione di Pier Davide Carone, che è ovviamente una voce talentuosa, una voce veramente unica, anche perché cantare Dalla si può veramente rischiare quasi di diventare un po' copione, diciamo, di quello che è l'originale, cosa impossibile, perché il repertorio di Dalla è veramente difficilissimo anche dal punto di vista tecnico e Pier Davide fa un suo Dalla, così come noi facciamo un nostro Dalla, un vero e proprio abbraccio corale che solo Agrigento ormai ci riesce a regalare, quindi vi sono veramente grato e ritorneremo qui nuovamente il 29 di agosto con l'omaggio a Morricone. Che dirvi, ancora un'altra serata all'insegna del mito. Così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. L'attore e regista Michele Placido ha visitato Naro come possibile set del suo prossimo progetto cinematografico sul beato giudice Rosario Angelo Livatino. È stato affascinato dalla nostra bellezza naturale e dal valore simbolico del nostro municipio, dove già nel 1994 si girò il film Il giudice ragazzino dedicato proprio a Livatino. Questo quanto affermato dal sindaco di Naro, Milko Dalacchi. Dopo il film del 94, poi l'opera scomparsa di Patò nel 2010 e più di recente il documentario In fede Rosario Livatino della RAI. Naro torna a catturare l'attenzione del cinema nazionale e internazionale. Michele Placido per diverse ore ha continuato il suo giro per le vie della città visitando i luoghi simbolo di Naro. Il comune di Bivona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio, cioè la 38esima edizione della Sagra della Pesca di Bivona in GP, in programma il 9 e 10 agosto prossimi.
Il comune di Bivona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio, la 38esima edizione della Sagra della Pesca di Bivona IGP, in programma il prossimo 9 e 10 agosto. Un evento che ogni anno celebra la pesca a Bivona, frutto simbolo del territorio, riconosciuto come marchio IGP, indicazione geografica protetta, per la sua dolcezza, consistenza e autenticità. Organizzata dal Comune di Bivona con il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, del Ministero della Cultura e del Circuito Borghi dei Tesori, con la produzione a cura di Futuris Record, la Sagra si conferma come un contenitore di eventi in grado di coniugare tradizione, intrattenimento e promozione territoriale. Un programma ricco di eventi, la Sagra animerà il centro storico di Bivona con degustazioni gratuite di pesca di Bivona IGP, un villaggio espositivo con aziende agricole e artigianali locali, momenti di intrattenimento diversi pensati per tutte le età, spettacoli con artisti di strada per bambini, mostre, esposizioni d'arte, esperienze e visite guidate, esibizione di bande musicali, tamburinari, gruppi, folk e parate itineranti animeranno le vie del paese. Una delle grandi novità di questa edizione, gli organizzatori hanno pensato di far realizzare un allestimento di una pesca a Bivona IGP gigante realizzata in cartapesta che servirà come punto foto per accogliere visitatori. Tra i vari appuntamenti da non perdere, lo chef Natale Giunta conquisterà il pubblico con una performance culinaria tra innovazione e identità territoriale sabato 9 agosto. Giusina in cucina sarà presente domenica 10 agosto portando sul palco i sapori autentici della tradizione siciliana. Wine tasting con i vini dell'azienda agricola di Salvo e il sommelier Francesco Baldacchino. Musica, comicità e spettacolo, il palco di Piazza San Giovanni ospiterà 2 grandi serate, venerdì alle 10 di sera, spettacolo di cabaret con Claudione Vespertino alle 11, DJ 7 con Salvo Trupì e Jack Master, Onovox e le super ospiti Yes and J, sabato 10 agosto alle 22:15, concerto evento di Fred De Palma, uno dei nomi di punta della scena urban italiana. Ovviamente la visione sarà gratuita. La Sagra della Pesca di Bivona IGP è molto più di un semplice manifestazione, ha dichiarato il sindaco della città Mirko Cinà. È un'occasione per promuovere il nostro territorio, valorizzare la nostra agricoltura, aprire le porte di Bivona a migliaia di visitatori che qui potranno scoprire i sapori, le tradizioni, le bellezze autentiche. Quest'anno il programma è più ricco che mai e siamo pronti a vivere insieme una festa indimenticabile. Forestali, sindacati, FAI, FLAI, UILA, Sicilia, dalla variazione di bilancio, nessuna risposta per il comparto. Saremo pronti a nuove proteste. I colleghi di Palermo. Dalla variazione di bilancio che l'Assemblea regionale si appresta a discutere non emerge alcuna risorsa per i lavoratori forestali, né per la copertura economica del contratto, né tantomeno per l'aumento delle giornate lavorative. Questa è la denuncia dei segretari generali regionali di FAI, CISL, FLAI, CGL e UIL Sicilia. I sindacati lamentano il mancato rispetto degli impegni assunti dall'assessore regionale all'agricoltura, sottolineando come le loro richieste siano rimaste inascoltate nonostante i diversi incontri istituzionali avvenuti in occasione delle manifestazioni di protesta. Un comparto, evidenziano, che da anni attende una riforma annunciata, messa per iscritto, ma oggi scomparsa dai programmi del governo regionale. Infine i sindacati lanciano un chiaro avvertimento: non permetteremo alcun tentativo di privatizzazione. In assenza di risposte dalla politica regionale ci mobiliteremo con nuove proteste e attiveremo un confronto con enti, istituzioni e associazioni che hanno davvero a cuore il futuro della nostra terra. Linea alla regia per la pubblicità. Si svolgerà il prossimo 6 settembre al Teatro della Panoramica dei Templi
di Agrigento la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 34esima edizione del premio Mimosa d'Oro promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara. Il premio in questa edizione è stato assegnato alla vicepresidente nazionale del FAI Ilaria Borletti Buitoni, alla vicepresidente nazionale vicaria della Croce Rossa Italiana Deborah Diodati, assegnati anche riconoscimenti speciali Mimosa d'Oro 2025, a Paola Castiglia, docente e giornalista, Angelisa Castronovo, avvocato e produttrice cinematografica, Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi Palermo, Claudia Fauzia, scrittrice e attivista femminista, Amal Chial, responsabile dell'ONG della Striscia di Gaza. Il premio Mimosa d'Oro è la punta di diamante delle molteplici attività culturali, sociali e di volontariato artistiche promossa dal Centro Culturale Renato Guttuso, come ha sottolineato la presidente Lina Urso Gucciardino. Grande partecipazione di pubblico ieri al concerto dei Teppisti dei Sogni a Raffadali. Non ti dimentico mai, non ti dimentico mai. Siamo molto felici che i giovani cantano queste canzoni, ci fa solo piacere. Piccolo fiore, dove vai? Per chi va in giro per il mondo, se ti fermassi solo per ti accorgeresti che c'è qualcuno che ti vuole amare. Grazie, sì, è un cavallo di battaglia che non può tramontare mai. Nascono da una delusione d'amore, però ormai quell'amore è finito. Come io per te, come io per te, come io per te, come io per te. Bravissimi! Dopo 9 anni di assenza a Favara, ritorna il Fabaria Rally, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose della nostra provincia, giunta alla sua 25esima edizione. Le iscrizioni sono aperte da alcuni giorni e la competizione si terrà il 23 e 24 agosto con partenza e arrivo da Piazza Don Giustino. Nel complesso le prove speciali saranno 9 per un totale di 54 chilometri di settori cronometrati su un percorso totale di 315 chilometri. Abbiamo lavorato a lungo insieme alla SSD Pro Racing per riportare in città un evento sportivo di grande rilievo realizzato con fondi privati, ha affermato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Favara, Aragona, Castrofilippo e Santa Elisabetta e il patrocinio del Panathlon International Club di Agrigento. Testa bassa, cuore alto e tanto lavoro, così riparte l'Agregas SLP con la prima seduta di allenamento allo Stadio Esseneto agli ordini del nuovo allenatore Sebi Catania, che martedì scorso ha guidato la squadra nel primo giorno della preparazione estiva. L'intervista. Sensazioni belle, sensazioni positive, non ti nascondo che sono molto emozionato. Allenare l'Agregas è un onore ed è un privilegio, per cui non vediamo l'ora di iniziare questa stagione perché vogliamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi e alla società. Ho voluto, assieme alla società e al direttore, di iniziare prima perché vogliamo lavorare in un certo modo, per cui ci alleneremo tutti i giorni, poi ci fermeremo a Ferragosto e riprenderemo gli allenamenti fino all'arrivo della Coppa Italia. Abbiamo delle amichevoli in programma con la San Catardese, con lo Sciacca, con la Nissa, per cui abbiamo tanto da lavorare e da considerare tutti questi ragazzi.
Ma guarda, il gruppo bene o male tanti li conosco, sanno quello che penso, tutti quanti dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare, perché ti ribadisco, indossare questa maglia, questa non è una maglia che pesa poco, è una maglia importante. Noi l'unica cosa che possiamo promettere è quella di lavorare duro, di lavorare giorno per giorno, di non lasciare niente di intentato. Le mie squadre non hanno mai mollato, per cui sappiamo che è un percorso difficile, difficoltoso, ci saranno tante insidie, ma questo deve essere un gruppo che non deve mollare mai. L'umiltà deve essere la base di tutto. I campionati non si vincono con le chiacchiere, ma si vincono con i fatti, si vince, ribadisco, con il lavoro. Noi abbiamo un compito importante, arduo, e per fare questo ci vuole grandissima preparazione mentale, grandissima umiltà. Le mie squadre non hanno mai snobbato nessun avversario, perché sarebbe un errore gravissimo e non lo faremo. E perciò ti ribadisco ancora una volta che questo stemma è stato stropicciato. Noi lo dobbiamo riprendere, gli dobbiamo dare il lustro che merita, dobbiamo riportare la gente allo stadio, e perciò sappiamo che tutto dipende da noi. Chi scenderà in campo deve dare l'anima e deve sputare sangue per questa gloriosa maglietta, e perché dobbiamo dare le soddisfazioni che meritano questi tifosi. E Carmelo Lentini ci parla ora delle novità sulle composizioni del girone D di eccellenza e l'abolizione del distacco di 10 punti nei play-off e nei play-out. Lentini. Il prossimo campionato d'eccellenza girone A parte il 14 settembre con 2 novità. Infatti il Bagheria ha acquisito il titolo del Casteldaccia e il Partinico Audace quello della Super Giovane Castelbuono. Per cui le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza saranno Partinico Audace, Bagheria, Accademia Trapani, Bagheria Città delle Ville, quindi 2 squadre della città di Bagheria, Castellammare, Città di San Vito Lo Capo, Cus Palermo, Don Carlo Lauri Misilmeri, Folgore Calcio Castelvetrano, Camarat, Licata, Marsala, Montelepre, Parmonval, San Giorgio Piana e Unità Sisciacca. Intanto il Consiglio direttivo nella seduta del 1 agosto del 2025, stiamo parlando di LND, ha deliberato che a partire dalla stagione sportiva 2025-2026 l'abolizione dei 10 punti di distacco tra le squadre posizionate nella griglia playoff e griglia play-out di tutti i campionati regionali e provinciali, e pertanto per effetto di tale decisione, peraltro condivisa anche dalla consulta regionale, le gare di play-off e play-out di tutti i campionati regionali e provinciali si effettueranno a prescindere dai punti di distacco in classifica generale. Alla luce di quanto sopra, sarà cura del Comitato regionale pubblicare nei prossimi giorni, come di consueto, i meccanismi di promozione e retrocessione e nuovi criteri di svolgimento delle gare di play-off e play-out. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visualizzare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.